canto 190. Gloria nel ciel e pace sulla terra. È nato in Betlemme il Messia, il principe di pace. Riposa in un presepe il re del cielo. Gloria nel cielo e pace sulla terra. Venite festanti, o pastori, offrite i vostri doni, seguite lieti omaggi la sua stella. Gloria nel cielo e pace sulla terra. O luce e splendore del Padre, illumina le menti, accetta i nostri cuori, o Re dei secoli. Gloria nel cielo e pace sulla terra. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi. Celebriamo oggi la festa del battesimo del Signore. Celebrando la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, siamo chiamati a morire al peccato per risorgere alla vita nuova. Riconosciamoci bisognosi della misericordia del Padre. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. E pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre. Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria,
Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che dopo il battesimo nel fiume Giordano proclamasti il Cristo, tuo amato Figlio, mentre discendeva su di lui lo Spirito Santo. Concedi ai tuoi figli di adozione, rinati dall'acqua e dallo Spirito, di vivere sempre nel tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: o voi tutti assetati, venite all'acqua, voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate, venite, comprate senza denaro, senza pagare vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane? Il vostro guadagno per ciò che non sazia? Su, ascoltatemi e mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e vivrete. Io stabilirò per voi un'alleanza eterna, i favori assicurati a Davide. Ecco, l'ho costituito testimone fra i popoli, principe e sovrano sulle nazioni. Ecco, tu chiamerai gente che non conoscevi. Correranno a te nazioni che non ti conoscevano, a causa del Signore tuo Dio, il Santo di Israele che ti onora. Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. L'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Ritorni al Signore chi avrà misericordia e al nostro Dio che largamente perdona. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie, oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia. Così sarà la mia parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza. Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza. Ecco, Dio è la mia salvezza, io avrò fiducia, non avrò timore, perché mia forza e mio canto è il Signore, egli è stato la mia salvezza. Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza. Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome, proclamate fra i popoli le sue opere, fate ricordare che il suo nome è sublime. Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza. Cantate inni al Signore perché ha fatto cose eccelse,
le conosca tutta la terra. Canta ed esulta tu che abiti in Sion, perché grande in mezzo a te è il Santo di Israele. Battezzeremo con gioia le sorgenti della salvezza. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, chiunque crede che Gesù è il Cristo è stato generato da Dio, e chi ama colui che ha generato ama anche chi da lui è stato generato. In questo conosciamo di amare i figli di Dio, quando amiamo Dio e osserviamo i suoi comandamenti. In questo infatti consiste l'amore di Dio, nell'osservare i suoi comandamenti, e i suoi comandamenti non sono gravosi. Chiunque è stato generato da Dio vince il mondo, e questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. E chi è che vince il mondo se non chi crede che Gesù è figlio di Dio? Egli è colui che è venuto con acqua e sangue, Gesù Cristo, non con l'acqua soltanto, ma con l'acqua e con il sangue. Ed è lo Spirito che dà testimonianza, perché lo Spirito è la verità, poiché tre sono quelli che danno testimonianza, lo Spirito, l'acqua e il sangue, e questi tre sono concordi. Se accettiamo la testimonianza degli uomini, la testimonianza di Dio è superiore, e questa è la testimonianza di Dio che Egli ha dato riguardo al proprio Figlio. Parola di Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: Ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Giovanni proclamava: viene dopo di me colui che è più forte di me. Io non son degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo. Ed ecco, in quei giorni Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E subito, uscendo dall'acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. E venne una voce dal cielo: tu sei il Figlio mio l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Parola del Signore. La liturgia ci fa fare dei salti. Eravamo qui ieri a celebrare l'Epifania del Signore, la sua manifestazione ai Re Magi. Quest'oggi ci presenta Gesù già trentenne. E ci presenta Gesù che va al battesimo di Giovanni. Sappiamo che non ne aveva bisogno e sappiamo come anche dagli altri Vangeli Giovanni è un po' restio a battezzarlo. Dice: sei tu che dovresti battezzare me. E Gesù gli risponde: fa quello che devi fare, perché questa è la volontà del Padre, cioè
Il battesimo di Gesù al Giordano, per lui che non ne aveva bisogno, è il segno del suo desiderio di prendere su di sé tutta la nostra umanità. E come nella nascita ha preso carne mortale, così al Giordano si prende su tutti noi peccatori. E mentre entra nel Giordano santifica quell'acqua per noi. E quindi possiamo considerare questa festa un'altra manifestazione del Signore. Infatti l'Evangelista Marco ci fa comprendere come attraverso questo gesto si manifesta chi è. Infatti abbiamo la presenza della Trinità, abbiamo questa forma, lo Spirito Santo che si fa riconoscere sotto forma di una colomba e la voce del Padre che dice: tu sei il mio figlio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. E sappiamo come dopo questo battesimo inizia la vita pubblica del Signore. Pensate, 30 anni di vita nascosta, di cui sappiamo ben poco. 30 anni in cui ha vissuto obbedendo ai genitori, studiando, lavorando, e solo 3 dicono siano 3 gli anni in cui dalla vita nascosta in famiglia è passato ad annunciare il regno di Dio. Per dire quanto è importante anche per noi il quotidiano, la vita nascosta, il nostro crescere nella fede giorno per giorno. Certo, la nostra fede la manifestiamo quando veniamo in chiesa, ma molto di più si incarna in mezzo a quelle 4 mura in cui viviamo. Lì siamo invitati a vivere l'amore concreto che il Signore ci ha insegnato. Non so se ci fate caso, perché in genere quando si rientra in famiglia si pensa di essere capi, di avere tutto dovuto, che possiamo brontolare, che possiamo criticare, che possiamo fare tante cose, tanto nessuno ci sente o ci vede. Può succedere anche in convento la stessa cosa, quando siamo qui sull'altare tutti bravi e buoni e poi magari ci dimentichiamo che siamo frati, che abbiamo scelto di seguire il Signore. Ecco allora che quest'oggi viene più in evidenza la vita nascosta, la vita che non conosciamo, che non vediamo, però è un esercizio che ci fa essere poi sorridenti, accoglienti, ci fa essere capaci di perdono. Perché? Perché è il Signore che guida i nostri passi. Ecco allora quello che è avvenuto per Gesù è avvenuto anche per ciascuno di noi. Abbiamo avuto la fortuna che qualcuno ci ha accompagnato in chiesa e siamo stati battezzati. Ecco, guardando al battesimo di Gesù, oggi siamo invitati a guardare al nostro battesimo, ma penso che tutti noi siamo stati battezzati da piccoli e quindi non ci ricordiamo cosa è avvenuto quel giorno, ma quel giorno è stato significativo per ciascuno di noi, perché siamo diventati figli di Dio. Siamo tutti figli di Dio, no? Siamo diventati attraverso il battesimo figli di Dio. Siamo tutti creature di Dio. Infatti la differenza tra i battezzati e noi battezzati è proprio questa. Tutti creature, ma a un certo punto figli di Dio, cioè questa dignità che ci fa essere un segno anche per i fratelli. È come entrare in uno stampo. Voi magari siete abituati a fare i stampi per la pasta, per le statue, per tante cose. Ecco, noi col battesimo siamo entrati in uno stampo, e cioè siamo diventati figli, abbiamo uno da seguire, cioè
diventare cristiani. Allora il battesimo ci è dato come dono per realizzare in noi questa realtà, sempre di più, giorno dopo giorno, diventare cristiani. E voi mi direte, ma io sono cristiano? Sì e no. Sei cristiano perché hai tutte anche le basi, perché hai aderito alla parola di Dio, ma questa parola di Dio in te deve incarnarsi ancora, non ha finito il suo lavoro. E abbiamo sentito la prima lettura che ci ricorda come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non ritornano se non hanno realizzato ciò per cui l'ho mandata. Ecco, ciascuno di noi è questa parola che si è incarnata, che si sta incarnando, ma non ha ancora concluso. Quando saremo davanti all'altare, nell'ultimo saluto che la comunità ci dà, ecco lì potremo dire, ecco la parola di Dio che si è incarnata in Antonio, Giovanni, Maria, ecco si è realizzata, è giunta a compimento. Ecco allora finché non saremo lì, quante occasioni abbiamo ancora nella nostra vita per vivere da cristiani, per sperimentare la gioia di essere cristiani, perché quello che noi celebriamo nell'Eucaristia è solo un anticipo di quello che sarà quando vedremo il Signore faccia a faccia. E il Signore ce l'ha dato questo pane perché ne abbiamo bisogno, per la nostra salvezza, perché camminiamo verso di Lui. E quello che i nostri hanno realizzato col nostro battesimo si realizza, cresce attraverso i segni sacramentali, attraverso la comunità cristiana in cui siamo chiamati a vivere. Ecco allora la sorpresa per Gesù, questa sua manifestazione che è anche per noi. Il Signore riceve lo Spirito Santo, ma ce l'aveva già, era già in comunione col Padre e con lo Spirito Santo, ma per noi invece è quel dono che abbiamo ricevuto e che siamo invitati ad ascoltare. Ma per ascoltare lo Spirito Santo dobbiamo tacere, dobbiamo far silenzio. E allora lo Spirito Santo che ci illumina, che ci suggerisce, che ci fa vivere oggi da cristiani. Ecco allora la gioia di saperci anche noi generati da Dio e quindi di amare Dio e osservare i Suoi comandamenti. Chiediamo al Signore la grazia allora di saper vivere in pienezza i doni che abbiamo ricevuto e di essere testimoni verso i nostri fratelli di questo suo amore per noi. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini, per la nostra salvezza discese da Dio, e per opera del Spirito Santo fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture,
è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. La Chiesa, con la festa del battesimo di Gesù, ci invita a ricordarci del nostro battesimo, con il quale siamo diventati figli del Padre Celeste e fratelli di Gesù Cristo. Preghiamo insieme e diciamo: Dio di ogni grazia, ascoltaci. Dio di ogni grazia, ascoltaci. Per la Chiesa, svolga fedelmente la sua missione di condurre gli uomini a Cristo e di introdurli con il battesimo nella famiglia divina. Preghiamo. Dio di ogni grazia, ascoltaci. Per le pubbliche autorità, promuovano con la loro azione la pace, il progresso sociale e la libertà religiosa. Preghiamo. Dio di ogni grazia, ascoltaci. Per tutti i cristiani, riconoscano di appartenere ad un'unica umanità di fratelli rigenerati dalla stessa acqua santificata dal Verbo incarnato. Preghiamo. Dio di ogni grazia, ascoltaci. Per la nostra comunità, il sentirci uniti dalla grande vocazione battesimale suggerisca sempre comportamenti fondati sulla fede, la speranza e l'amore. Preghiamo. Dio di ogni grazia, ascoltaci. O Padre, che con il battesimo ci hai fatti entrare nella tua stessa famiglia, donaci la luce dello Spirito, affinché, coscienti di tale favore, rendiamo conforme al Vangelo i nostri comportamenti di ogni giorno. Per Cristo nostro Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Padre, i doni che la Chiesa ti offre, celebrando la manifestazione del tuo amato Figlio, e trasformali per noi nel sacrificio perfetto che ha lavato il mondo da ogni colpa. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori.
rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Nel battesimo di Cristo al Giordano tu hai operato segni prodigiosi per manifestare il mistero del nuovo lavacro. Dal cielo hai fatto udire la tua voce perché il mondo credesse che il tuo Verbo abitava in mezzo a noi. Con lo Spirito che si posava su di lui come colomba, hai consacrato Cristo tuo servo con olio di letizia, perché gli uomini riconoscessero in lui il Messia, inviato a portare ai poveri il lieto annuncio. E noi, uniti alle potenze dei cieli, con voce incessante, proclamiamo la tua lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra il tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo.
Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Sant'Antonio e tutti i santi, i nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Andrea Bruno, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi, il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza, nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debiti. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
canto numero 136. Dio si è fatto come noi per farci come Lui. Vieni Gesù, resta con noi, resta con noi. Viene dal grembo di una donna, la Vergine Maria. Vieni Gesù, resta con noi, resta con noi. Tutta la storia lo aspettava, il nostro Salvatore. Vieni Gesù, resta con noi, resta con noi. Egli era un uomo come noi e ci ha chiamati amici. Vieni Gesù, resta con noi, resta con noi. Egli ci ha dato la sua vita insieme a questo pane. Vieni Gesù, resta con noi, resta con noi. Noi che mangiamo questo pane, saremo tutti amici. Vieni Gesù, resta con noi, resta con noi. Vieni Signore in mezzo a noi, resta con noi per sempre. Vieni Gesù,
Preghiamo. Padre misericordioso, che ci hai saziati con il tuo dono, concedi a noi di ascoltare fedelmente il tuo Figlio unigenito per chiamarci ed essere realmente i tuoi figli. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate Dio con la vostra vita, nel suo nome andate in pace. Il 462. Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo, e vieni in una grotta al freddo, al gelo, e vieni in una grotta al freddo, al gelo. O bambino mio divino, io ti vedo qui a tremare, o Dio beato, a quanto ti costò l'avermi amato, a quanto ti costò l'avermi amato, a te che sei del mondo il creatore, mancano panni e fuoco, o mio Signore, mancano panni e fuoco, o mio Signore. Caro eletto Pargoletto, quanto questa povertà più mi innamora, giacché ti fece amore povero ancora, giacché ti fece amore